Vince e convince la Fortitudo Moncada nella sfida di domenica sera contro il Latina. Una partita bella, rapida, agguerrita, una Fortitudo Agrigento da applausi, quella che ha vinto contro il Latina. I biancazzurri, allenati dal coach Cagnardi, hanno vinto imponendosi con il punteggio di 91-71, una partita probabilmente mai messa in discussione. Agrigento ha dominato e ha portato a casa punti fondamentali. La Fortitudo Agrigento parte con il piede giusto, non lasciando spazio alle incursioni del Latina. I biancazzurri aprono i punti con un super Lorenzo Ambrosini, i suoi canestri dell'immediato vantaggio. Nel secondo periodo di gioco è ancora la Fortitudo Agrigento a lasciare poco spazio, Ancelotti prova a scuotere i suoi, ma i biancazzurri si affidano alle spalle giovani di Samu Moretti, punti schiacciati, a una difesa importante, il Palamoncada applaude il numero 33 di Agrigento. Nel terzo periodo di gioco il Latina a trovare subito i punti, Musso e McGuay provano a recuperare lo svantaggio, ma il coach Cagnardi carica James e lui risponde a suon di canestri. Chiarastella intercetta un pallone pericoloso, ma De Nicolao sciupa. L'americano trova una tripla giusta e fissa il momento. 35 a 47 punti, anche per uno scatenato Lorenzo Ambrosini. Il Latina risponde con Cassese tripla. Il terzo periodo si chiude con un punteggio di 72 a 53. Ruggito di De Nicolao nell'ultimo quarto, canestro e ancora vantaggio per la Fortitudo, una tripla di Pepe Agrigento non si ferma più. I biancazzurri non sbagliano un colpo e chiudono la partita conquistando dei punti importantissimi. La squadra di Cagnardi appassa brillante e attenta, centrando così la seconda vittoria di fila. Da parte nostra una brutta partita, da parte degli avversari molto buona a mio avviso. Direi l'inizio, appena entrati in campo avevamo la faccia giusta, poi abbiamo iniziato a sbagliare cose semplici, abbiamo iniziato a perdere palloni, è cresciuta molto Agrigento, sono davvero stati bravi perché hanno cambiato e ci hanno messo in difficoltà, siamo stati lì battuti in quel momento, in quei primi due quarti, dove abbiamo perso 14 palloni nei primi due quarti e abbiamo sbagliato tantissimo, sia da sotto sia nei tiri liberi. Poi non siamo mai riusciti a rientrare, ma grandi meriti vanno da Agrigento per la partita che ha fatto, bisogna riconoscerlo e fargli i complimenti. Non guardo tanto al punteggio perché potrebbe sembrare una partita anche semplice e non è stata per niente. Non è stata per niente perché tutto sommato, pur arrivando da una vittoria fuori casa in un derby, in un momento non semplice anche di appannamento fisico, non c'era una bellissima atmosfera attorno alla squadra. E questa è una cosa che un pochettino mi aveva anche rammaricato personalmente. I ragazzi hanno lavorato tantissimo in settimana, è stata una settimana non semplice per noi, perché chiaramente volevamo aggredire il momento non negativo, però non ci piacevano gli alti e bassi che avevamo, sia nell'allenamento che in partita, non ci piaceva il calo di energia che avevamo avuto, sentivamo anche le gambe un pochettino pesanti, ma consapevoli del fatto che poi tutto parte sempre da qua. Quindi abbiamo provato a fare una settimana anche anomala, anche diversa dal punto di vista della tensione nervosa, è stata una settimana abbastanza complicata e, personalmente sono anche un pochettino provato e, hanno reagito molto bene e di questo sono veramente contento, si meritavano una partita così, dovevamo assolutamente trovare il modo di vincerla per mille ovvi motivi. Vincerla giocando così chiaramente è anche un premio al loro lavoro, al loro sacrificio, parlo di loro, interessa relativamente il mio di lavoro. Hanno giocato molto bene in attacco e soprattutto hanno giocato una partita difensivamente molto accorta, molto attenta, perché non era una partita dove noi avevamo puntato solo sull'energia, che è già molto, ma avevamo anche provato a costruire una partita difensiva su determinate scelte. E considerato che il nostro limite fino ad oggi era stato appunto il rimanere focalizzati sulle cose un pochettino più difficili, più diverse, il fatto di esserci riusciti con costanza invece è stata veramente una cosa positiva. È chiaro che detto questo, è una giocata così, domenica arriva Torino, è uno squadrone, una squadra costruita per arrivare in fondo e provare a vincere il campionato. Come ho detto, i ragazzi stanotte si divertano, brindino, festeggino fino all'ora che vogliono, non me ne può fregare niente, però da martedì mattina si comincia a pensare a Torino perché è l'unico modo per crescere.